Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben trovati a questa puntata di Auto da Fè che è dedicata in larghissima parte a un bellissimo libro che ho potuto leggere di recente e ho la fortuna oggi di poter parlare anche con l'autore di questo libro. Sicuramente lo conoscete, ci siamo sentiti in diverse occasioni anche su questa radio, trattando di svariati argomenti, molto spesso di cronaca, cronaca nera, ma anche di politica. È stato un protagonista della scena giornalistica italiana per tanti anni e ha scritto questo suo primo libro del quale parleremo oggi con lui. Sto parlando, dovrebbe essere in collegamento con noi, chiedo lumi alla regia in proposito. Sì, mi confermano, quindi abbiamo in collegamento con noi l'autore di questo bellissimo, ripeto, libro che ho avuto la fortuna di leggere in questi giorni e che si legge, come si suol dire, tutto d'un fiato, ma non è un modo di dire perché veramente vi cattura, vi porta dentro le sue pagine, che sono pagine di vita, di storia, di emozioni, di sentimenti. Sono pagine che si leggono veramente con grande gusto e che illuminano anche l'autore, mi viene da dire, che dovrebbe essere già con noi, anzi è con noi in collegamento telefonico. Sto parlando di Gianloretto Carbone, che Guarda, saluto. io ti ho ascoltato e Mm. praticamente hai detto tutto così bene che io non c'ho più niente da dire. Allora ci Ti devo, salutiamo. so- ti devo solo ringraziare e salutare. Ascolta Gianloreto, no, e io veramente lo dico in sincerità totale, perché un conto è che ci conosciamo da tanto tempo e siamo anche amici, un altro conto è invece la mia impressione, che è assolutamente sincera, no? E questo lo sanno anche le ascoltatrici e gli ascoltatori, perché non sono solito, come dire, fare ombra alle cose che penso rispetto al pubblico. Insomma, io dico quello che sento e che penso sempre, no? Infatti non ho fatto nessuna carriera. Comunque, al di là di questo, già l'ho detto, questo è un bellissimo libro ed è il tuo primo libro, tra l'altro. Mm? Sì, in realtà io ho passato gli ultimi 30 anni, 40 pure della vita mia a scrivere cose, Mm. però cose che c'erano, diciamo, un altro utilizzo, ossia che erano i testi che poi gli speaker che leggevo, diciamo, sui servizi, sulle cose che Mm. facevo in televisione. Sì. Questo qua infatti qui c'è scritto sul libro romanzo, e io mi spavento un po' a leggerlo, dico sì, Ecco, romanzo. infatti io stavo partendo proprio dalla copertina che i nostri ascoltatori stanno vedendo anche in questo momento, per chi ci segue anche in video sul canale 252 o sulle app o sulla pagina Facebook o YouTube, e sulla copertina c'è scritto romanzo, che insomma non è proprio la definizione giusta, perché è vero che è anche io direi anche un romanzo, ma non è solo un romanzo, è qualcosa di più dal mio punto di vista. Gianloretto, io vorrei con te partire proprio dall'inizio, cioè dal tuo paese, dal paese in cui nasci, in Ciociaria, nel Frusinate, a Posto a Fibreno, no? Porta Fibreno, giusto. Allora, mh, che significa? È stato importante per te nascere in un piccolo paese, visto che tanti, tanti diciamo di noi sono nati, anch'io stesso sono nato in un piccolo paese. E poi sono andato in città come te, a Roma in questo caso, tu ti sei laureato in filosofia e poi scopriremo, ce lo racconterai tu, come scopri il giornalismo e come entri a lavorare a Chi l'ha visto. Sei stata una delle voci e dei protagonisti più amati, devo dire, perché se qualcuno si fa un giro su internet trova ancora dei tuoi fan club, per così dire, no? Ma proprio perché secondo me tu hai raccontato in Chi l'ha visto con lo stesso spirito con cui racconti in questo libro, cioè con una sincerità, con una schiettezza sentimentale, intellettuale, con una immediatezza che ti fa subito entrare, esattamente come quando tu facevi i servizi per Chi l'ha visto, uno entrava dentro le storie che raccontavi. E così è per il libro. Però voglio partire Senti, dall'inizio. no, voglio risponderti su Posta Fibreno, il mio Sì, paesello, sì, dicono a volte, no? Quando si parla di un sì. paesino, diciamo, molto minore, con poche persone in provincia. Allora io sono molto legato ancora al mio paesello e sono legato ai primi 6 anni della mia, 6-7 anni della vita mia, che ho passati tutti quanti lì, Mm. perché dall'età di 7 anni in poi, cioè io diciamo una cosa che sono convinto che mi ha
mi ha cambiato molto. Sono stato messo in collegio, dove sono stato per 5-6 anni, per cui alle vacanze tornavo al paese, però il paese ce l'ho e l'ho sofferto molto questa cosa, e ci ha avuto delle ripercussioni sulla mia vita futura. Il ricordo che ho del paese è bellissimo, cioè io poi nel resto, nel continuo della mia vita, io non posso dire che in un periodo sono stato, fino adesso, no? Fra 3 mesi farò 80 anni, sì. Io non posso dire dall'età di 7 anni fino ad oggi c'è stato un momento in cui sono stato felice, magari per un giorno. Non lo posso dire perché non riesco a trovarlo questo giorno, mentre se ripenso ai primi anni passati nel mio paesino, ero contento, ero felice, non c'avevo problemi, mi sentivo amato e basta. Poi io ci ho sofferto molto per quello che è successo dopo, e ce l'ho avuta per anni con mio padre e mia madre, soprattutto con mia madre. Poi dopo, crescendo, ho capito le situazioni che c'erano allora, che mia madre aveva già 3 figli, compreso me, e era difficile. Tutte le questioni che hanno i genitori, no? nei confronti dei figli. Però sono stato male perché io ho perso quella felicità che avevo vivendo in questo paesino, dove ogni tanto torno, ho una casa, sì. Adesso i miei genitori sono morti, eccetera, però sono fortemente legato a quel paese, Posta Fibreno. Anzi, invito le persone che stanno in ascolto, se si trovano a passare da quelle parti, tra Sora e Cassino, verso metà c'è Posta Fibreno, che è un posto bellissimo. Adesso, a prescindere che è il paese dove sono nato e che continuo ad amare, è bello, c'è un lago bellissimo, dove e da quel lago nasce un fiume, si chiama il fiume Fibreno, che poi è quello che dà l'acqua al fiume Liri, che è più famoso, è quello della cascata di Isola Liri, no? Che è famosissimo da quelle parti, ma anche molta gente arriva anche da Roma a trovare quelle parti, e tutta l'acqua a Liri gliela dà il fiume Fibreno. È bello, è un posto bello, quindi vi consiglio di andarci. Segnatevelo. Ogni tanto ci vado. Segnatevelo, Posta Fibreno. No, è importante perché tra l'altro c'è un episodio molto bello, poi se sei d'accordo io lo accennerei dopo, perché che riguarda te, tuo padre e zio Angelino, e che ci porta in quel paesetto e anche in una, come dire, in un'atmosfera molto particolare che chi è nato in un paese tanti anni fa magari può riconoscere e conoscere, ma che non è un patrimonio comune, che riguarda anche un tema del quale poi ti occuperai professionalmente moltissimo, il tema della morte, no? Della signora morte. Della signora morte. Intanto però, passo passo, tu inizi, diciamo così, con una passionaccia, che è quella per il cinema. E tra le altre cose, nel libro ci sono i racconti della tua conoscenza con Pierpaolo Pasolini e con Maria Callas. Ce ne vuoi parlare un pochino? Perché io non voglio togliere assolutamente a chi ci ascolta il piacere della lettura, però così, saltabeccando tra le pagine del tuo libro e della storia della tua vita, io questa cosa te la voglio chiedere. Intanto stiamo parlando di questo libro che si intitola Sì, io l'ho visto, l'autore Gian Loreto Carbone, l'editore Armando Editore, lo trovate facilissimamente. Com'è che arrivi a Pasolini? Tu lo racconti naturalmente nel libro, e poi c'è questa apparizione veramente quasi soprannaturale di Maria Callas, no? Ce ne sarà un'altra di donna soprannaturale straordinaria della quale tu racconti nel libro e che insomma ha un ruolo importantissimo, ma poi ne parliamo dopo. Partiamo dal cinema. Allora, per parlare, come dici tu, meglio non anticipare o anticipare solo il necessario le cose che poi si leggono sul libro, però devo dire che questo è successo perché io fino all'età di 20-21 anni ero ero il bambino felice
che viveva, era nato a Posta Fibreno, poi è stato messo in collegio e lì è nata una crisi dentro di me che me la so portata in fondo, l'ho cominciato a razionalizzare una ventina, 20-30 anni fa, cioè quindi per tanti da anni me la sono adulto. portata. Però devo anticipare un fatto, che io ho potuto conoscere e diventare anche amico di Pasolini, ho potuto conoscere la Callas, con la quale non sono diventato amico perché ci ho lavorato per un periodo, poi casomai lo spiego un po' meglio, no? Sempre al volo, perché c'è stato il 68. Fino a quando non è esploso il 68, praticamente io ero uno studente fuori sede, che aveva un desiderio grosso, quello di diventare un regista cinematografico. Però contemporaneamente mio padre e mia madre esigevano da me una laurea, che poi io ho preso. Io non ci pensavo tanto alla laurea. Tu dici la laurea l'ho presa per far contenti i genitori, ma il regista lo volevo fare per far contento me stesso. Esatto. Però quando sono arrivato a Roma ho capito che io non conoscevo nessuno e sarebbe stato difficile, no? Ho anche pensato di lasciare la facoltà e di provare a iscrivermi al centro sperimentale, però questo avrebbe procurato un casino nella mia vita nei confronti dei genitori, no? A un certo punto è esploso il 68. Qua non dico nulla perché magari tu lo accennerai dopo, io ne parlo a lungo, parlo a lungo nel libro di che cosa ha rappresentato per me il 68. Una delle cose che ha rappresentato, quella che si capisce, è che io all'improvviso io non conoscevo nessuno a Roma, vivevo in una pensione poco lontano dalla città universitaria. Praticamente io nel giro di 20 giorni, un mese, conoscevo i più importanti registi italiani, scrittori. Mi ricordo che venne Moravia e fece un discorso all'Aula 1 piena, no? Perché per noi Moravia era Moravia, Pasolini, tutta questa gente veniva lì perché era rimasta sorpresa dall'esplosione di questo fenomeno. Non capivano perché era successo, no? Loro magari parlandoci fatteggiavano che non capivano e sono venuti là. In quella situazione io ho conosciuto Pasolini, a cui mi sono legato molto, perché prima io ero amico della cugina di Pasolini. La cugina che era Pasolini viveva con la mamma e con la cugina. Io ero amico della cugina e anche attraverso lei ho conosciuto Pierpaolo, che poi pure lui frequentava, non come gli altri, ma veniva pure lui, e ho fatto un'amicizia con lui che mi ha portato diciamo qualche mese dopo il 68, all'inizio nell'estate, primavera-estate del 69, ho lavorato nel suo film Medea, che è un film meraviglioso. Chi non l'ha visto, se gli capita lo veda, che è bello. E qual era la mia funzione nel film? Qual era il mio ruolo? Il mio ruolo era quello di assistente particolare di Maria Callas. Cioè, allora, mio padre e mia madre erano amanti dell'opera lirica. Io mi ricordo che loro cantavano la sera, accendevano la radio quando c'era l'opera, e quando c'era il tenore, il soprano che facevano un duetto, loro due si accavallavano la loro voce alle voci provenienti dalla radio, e poi alla fine del duetto si abbracciavano e si sorridevano, e per me questo è un ricordo che non dimenticherò mai. Per cui io, quando ero ancora ragazzo, adolescente, conoscevo bene l'opera e a volte canticchiavo anch'io, diciamo, fischiettavo i motivi di alcuni passaggi di qualche opera, quelli più noti, no? Per cui quando io mi sono trovato a 20 anni come assistente di una persona che io consideravo una cosa grandiosa, mai vista. Poi c'era stato l'anno prima, mi ricordo che c'era stato il problema del rapporto di lei col Greco, no?
una cosa che io ho vissuto attraverso le cose che raccontava e diceva mia madre con le amiche, no? Sì, Per cui sì. è stata una cosa travolgente. Io mi sono trovata a 20 anni a fare l'assistente di Maria Callas e Pasolini mi ha detto: guarda, tu devi stare sempre vicino a lei e devi capire le cose di cui lei ha bisogno, no? E se lei ti fa una richiesta, tu subito la devi esaudire, però devi stare attento a non essere oppressivo. Però poi mi diceva che dovevo sempre stare vicino a lei, per cui e all'inizio lei, questo lo dico bene Anche nel nel libro. tempietto, perché c'è un episodio in un tempietto dove si fa una Sì, ripresa sì, che è bellissimo. lo posso dire quello? Certo, certo, certo. Allora, praticamente Maria a me non mi si filava per nulla, non mi si filava, e io ci stavo male. Io ci stavo male perché pensavo che non mi si filasse perché era infastidita dalla mia presenza, che poteva sembrargli ossessiva, però poi dopo lei, Pasolini l'aveva detto anche davanti a lei la mia funzione, no? Per cui io stavo facendo quello che mi aveva detto Pierpaolo, che era fondamentale, però c'avevo sempre c'avevo questo problema grande. Che è successo? A un certo punto abbiamo girato una scena, che è una scena importante del film. Chi conosce la storia di Medea sa di quello che parlo, no? Cioè Medea, la sacerdotessa che ha tradito la sua patria, per aiutare Giasone a prendersi, a rubare il vello d'oro, no? Sì. Che era questo oggetto sacro che chi lo possedeva diventava potente, e poi era venuta via dal suo paese, la Colchide, questo paese dal nome favoloso, era andata a Corinto, in Grecia, e si era immersa nella cultura greca. E però che succede? Succede, c'ha i figli, 2 figli con Giasone, però poi Giasone, anni dopo, vuole sposare la figlia, vuole ripudiare lei, e la ripudia, e per sposare la figlia del re di Corinto. Allora lei che fa? Lei impazzisce, uccide i 2 figli, nota questa cosa, uccide i 2 figli che ha avuto da Giasone, uccide la novella sposa di Giasone e il padre, che sono il re di Corinto e la figlia, e praticamente, e poi i figli l'ho detto. Allora, questa scena dentro al tempietto, che cosa rappresenta? Lei, prima di compiere queste stragi, parla con gli dei, ma non con gli dei della Grecia che a lei non dicono nulla, ma con con i i suoi suoi. dei della Colchide, parla con loro e gli dice quello che sta per fare. Per girare questa scena è stata girata in un tempietto piccolissimo, che c'era lei che c'era un vestito che finiva con un cerchio sotto, un cerchio di ferro, e poi io dovevo stare vicino. Io gli ho detto a Pierpaolo: senti, ma che ci devo entrare pure io là dentro? Lui mi ha guardato male, io sono rimasto malissimo, ho detto Dio, ho detto una cazzata, che però ho procurato fastidio a Pierpaolo. Mi ha detto: tu devi stare là, assolutamente non la devi lasciare. Per cui stavamo dentro a sto tempietto in 3, con lei con questo vestito che nero, bellissimo, pieno di increspature di foglie, di fiori d'oro, tutti d'oro, e in fondo c'aveva un cerchio, no? Perché era a campana, che era di ferro. Io stavo dietro a lei e lei con sto cerchio mi batteva sugli stinchi e io non potevo fare nulla, non mi potevo spostare, perché dietro c'era diciamo il tempietto finiva dietro alle mie spalle. Io l'avevo visto come era costruito, con delle stecchette e di cartapesta. Se io mi appoggiavo dietro, lì crollava tutto. Io, Maria Medea, l'operatore, facevamo lo zompo indietro e io stavo là e per cui questa cosa è durata parecchio. Alla fine c'avevo il sangue che mi usciva dagli stinchi, no? Ecco, però però in virtù di questo ti sei guadagnato i teneri sorrisi di Maria Callas. sì, perché da quel momento in poi lei ha cominciato a guardarmi e a sorridermi e una volta mi ha detto, avevamo finito di girare il pomeriggio, mi ha detto: ci vediamo domani. Io
io sono rimasto sotto shock e la notte me la sono sognata tutta la notte, e per cui da allora in poi il rapporto tra noi è cambiato. Poi vabbè, loro sono andati a girare gli esterni. Io gli ho detto al produttore che volevo venire pure io, però lui mi ha detto che ci stavano i soldi e a me non mi hanno portato, ci sono rimasto male, però alla fine me ne sono fatto una ragione, perché per rispetto a Pierpaolo, no, che mi aveva piazzato a Ecco, fare una cosa tra che non mi l'altro, toccava. proprio oggi alle 14:35 qui a Radio Libertà il collega Pierluigi Pellegrini in terza pagina, nella sua terza pagina, parla con Franco Zabagli di un nuovo libro che esce proprio in questi giorni. Sono le lettere intercorse tra Pierpaolo Pasolini e Maria Seccardi, una ragazza di San Vito, pubblicate grazie alle volontà postume dell'interessata e tramite la figlia. È una coincidenza, diciamo così. Il libro è edito da Ronzani Editore, si intitola appunto Pierpaolo Pasolini, lettere a Maria Seccardi. Che cosa ti è rimasto di quella meravigliosa esperienza poi, Gian Loreto? Allora, non devi dire così di quell'esperienza, che cosa mi è rimasto, no? Perché rimasto presuppone che mi sono scordato tutto, allora se è rimasto qualche rimasuglio. No, quella ce l'ho presente. Ecco, sì, quella pure se io non ci penso, però ogni tanto mi capita, non mi capita una cosa, Pasolini, l'opera lirica, eccetera, per cui mi ritorna tutto, io quella la rivivo come se fosse oggi. Quindi è proprio una cosa, perché tu immaginati, io venivo da Posta Fibreno, mio amato paesello, e però a un certo punto mi sono trovato a 20 anni accanto a Maria Callas, quella che mio padre e mia madre sentivano. Certo. Tu appassionato di cinema, poi sul set con Pierpaolo Pasolini, diciamo che insomma è una specie di sogno che diventa vita. Certo, poi quello lì, diciamo, il 68 a me mi ha avvicinato all'improvviso, cosa che a me forse non ci sarei mai riuscito, oppure forse sì, non lo so, al cinema, ma prima di Pasolini Bellocchio, poi con Bellocchio ci sono diventato amico pure, ho lavorato con lui, eccetera. E poi dopo ho pensato che però poi dopo io non ho, perché siccome mi aveva arricchito, mi aveva aperto delle porte quell'esperienza, no? In cui c'entrava pure questo rapporto con Pasolini e con la Medea, mi aveva arricchita la mia vita. Allora quella ossessione che c'avevo di fare il cinema, che era un'ossessione di un ragazzo di Posta Fibreno, e che sa che se vuole fare quello deve guardare solo quello. Io l'amore per il cinema mi è aumentato, perché io poi ho avuto altre esperienze come aiuto regista, però io a volte mi chiedo, e poi adesso ho la risposta, perché poi non l'ho fatto il film? Nel libro si parla, poi chi legge il libro vedrà il proseguimento di questo argomento cinema nella mia vita, no? Io ne parlo, però io potevo benissimo fare un film, poi non l'ho fatto perché questa esperienza, la ricchezza infinita di questa esperienza che stavo facendo, mi ha aperte altre finestre, altre porte sulla realtà, per cui il cinema l'ho continuato ad amare, però non era l'unica cosa che valeva per me, che era importante, e per cui ho continuato a fare la mia vita interessandomi di tante cose, e infatti sono arrivato poi a fare Chi l'ha visto. Sì, e poi ne parliamo, no? Però io mi soffermerei un attimo sul 68 e poi c'è un'altra figura femminile straordinaria a quale dobbiamo accennare, perché è straordinaria veramente anche nel libro il modo in cui tu la racconti, questa figura. Comunque, il 68 è stato per te, se non ho capito male, Gian Loreto, un momento straordinario di acquisizione di libertà e anche un momento nel quale germogliano tanti semi positivi, però finisce con quello che tu chiami un imbuto oscuro, dal quale tu fatichi a uscire. Se vogliamo proprio spendere due parole sintetiche, il tuo 68 come lo raffigureresti, come lo racconteresti, per estrema sintesi?
Allora, il mio 68 è finito, stava finendo in quello imbuto oscuro, io parlo così, gli dedico 4-5 righe, Sì. forse qualcuno non capisce di che cosa sto parlando, mi sono posto questo problema, però poi ho visto che qualcuno forse non capisce, ma la maggior parte Sì. capisce di che cosa sto parlando, no? Perché che cosa dico io? Dico che il 68 bellissimo, ma il 68 era un'esperienza grandiosa, cioè praticamente un anno, cioè un anno di una vita completamente diversa, vissuta insieme a 20.000 persone, non sto esagerando, Sì. perché noi un giorno sì, un giorno no facciamo una manifestazione a Roma, 20.000 persone, pure di più, ok? Allora che è successo? Però poi è finita questa cosa, non è finita, è finito, diciamo, il movimento è finito in queste forme perché si è trasformato, ne parlo del libro, in un'altra cosa, perché noi abbiamo acquisito diciamo alcune sicurezze, alcune certezze, e poi abbiamo cioè nel 68 era piena una parola che si udiva era rivoluzione, adesso facciamo una rivoluzione. Dopo un po' abbiamo capito che la rivoluzione non è che si va con le chiacchiere, no? E per cui abbiamo capito però che alcune cose che abbiamo elaborato in quell'anno magico erano importanti, era un patrimonio che restava dentro alla nostra testa, però abbiamo capito che per far sì che un giorno ci sarebbe stato la rivoluzione, chiamiamo, no? Sì. Una presa del potere. Quando si parlava di rivoluzione si intendeva una rivoluzione violenta. Poi invece si è capito che la rivoluzione si poteva fare anche per via elettorale. Ovviamente c'erano molti che appena sentivano questa cosa subito saltavano in piedi e ti potevano mettere le mani al collo, però era diffusa questa cosa. E che è successo? Che il 68 è diventato una serie di partiti, ci vuole il partito per fare questa cosa, però i partiti a un certo punto sono diventati 7, 8, 9, 10 i partitini partitini, ognuno contro l'altro. Io me ne sono passati tutti, alla fine mi sono stufato. E in quegli anni, sto parlando 68, 69, 70, nasce, ci stanno i germi di quella forma della lotta politica che finirà alla fine degli anni 70 con il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro. Certo, allora Gianloretto, dobbiamo fare una piccolissima pausa adesso, tra 2 minuti ci risentiamo e ripartiamo da qui. Sai che mi sto rendendo conto di una cosa, che è impossibile parlare del tuo libro in una sola ora. Comunque ci riproviamo dopo, tra 2 minuti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno, la primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentirne il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio,
2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi perché voi siete molto attenti. E qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbi, se io l'ho trovato a meno al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, del 5 chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotato l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, serve sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, torniamo al nostro libro. Sì, io l'ho visto. Autore con noi stamani Gian Loreto Carbone, editore Armando Editore. Dicevo prima, Gian Loreto, è molto difficile qua parlarmi in un'ora di questo libro, però io voglio a sto punto proprio volare tra i capitoli del libro. Bellissimo, lo ripeto per chi ci ascolta, andatevelo a cercare, leggetevelo perché lo fate velocemente, ma vi rimane dentro tanto di quello che è una vita vissuta con una partecipazione, con un calore straordinari, che sono quelli che traspaiono da tutte le pagine di questo libro, in tutti gli episodi raccontati, come per esempio subito ci si imbatte, noi siamo già andati avanti perché dopo Medea tu ti occupi di pubblicità, soprattutto nel campo sportivo, no? Fai filmati per sponsorizzazioni per eventi sportivi, ma fai anche un film molto importante nell'82-83. Come autore e regista firmi Atletica, film ufficiale dei primi campionati mondiali di atletica leggera di Helsinki, che vince anche numerosi premi. E poi c'è un altro bellissimo capitolo, io sto proprio volando nel tuo libro, dove tu racconti del tuo incontro, niente po' di meno che con quello che è stato pure un mito mio da ragazzino, Carl Lewis, e vai a casa di Carl Lewis e non dico niente perché sono pagine tutte da leggere, anche queste qui. Dopodiché però torniamo a quello che invece è il capitolo numero 1 e che si riprende a metà libro, perché tu fai un incontro straordinario, anzi tu lo definisci un incontro che cambia tutto, ed è una specie di apparizione, diremmo propriamente soprannaturale. Sto parlando di Clelia. Guarda, io non posso restituire a chi ci ascolta il fascino e l'incanto di quello che tu racconti e del modo in cui tu scopri questa figura femminile straordinaria. Lascio a te di dir qualcosa, ma quello che vuoi, senza aggiungere niente a questo incanto, a questa magia, che poi qualcosa ha pure a che fare col fatto che tu finisci a Chi l'ha visto, perché tutto sommato attraverso questa figura straordinaria della quale tu letteralmente ti innamori, e che però è una figura soprannaturale, tu arrivi a Chi l'ha visto. Scusa la confusionarietà del mio esporre, chi legge il libro troverà tutto invece svolgersi in una maniera bellissima e appassionante. Gian Loreto. La confusione del racconto è un mio metodo di racconto, quindi poi ci sono anche delle bellissime parti nelle quali tu dialoghi col tuo ipotetico lettore, sono godibilissime pure quelle, no? Perché ti fai il canto e il controcanto. Perché quelli sono severi, quelli li ho creati nella mia mente. È una sorta di superego, diciamo così, no? Sì. Senti, allora un preambolino piccolissimo, perché succede? Io ho fatto nel lavoro che facevo. No, ma attenzione, perché tu ti innamori poi a 45 anni compiuti, con moglie e figlio, capito? Esatto, noi un figlio. Che faccio? Ogni tanto faccio un lavoro, approfittando del fatto che sono amico di persone che invece il lavoro l'hanno preso più seriamente e fanno delle cose importanti, e io lavoro con loro e quindi guadagno un po' di soldi, poi quando l'ho guadagnati magari non lavoro più, faccio altre cose, e questo questo ero io, diciamo. Tutta questa cosa si svolge quasi alla vigilia dei miei 50 anni,
Cioè quando io avevo 47, 48, 49 ero un incompiuto, nel senso che ci ho avuto esperienze importantissime. Pensiamo quella al cinema, pensiamo Sì. uno che lavora con Pasolini, con Medea, per il papà, lì ci potevi fare una carriera pazzesca, no? Invece no, poi io non facevo più niente, quando avevo bisogno di soldi facevo qualche altra cosa e a un certo punto sono arrivato sulla soglia quasi, mi guardavo i 50 anni così, come un incompiuto. E che mi capita? Mi capita che un giorno, quindi questo era il mio modo di pensare, che poi mi deriva dal fatto che ero un bambino felice, poi al massimo della felicità, 6-7 anni, è stato preso e sbattuto in un collegio dove c'è rimasto per 6 anni e quello ha cambiato la mia vita, quello ha cambiato veramente la mia vita, ma me ne sono accorto piano piano dopo. Me ne sono accorto e ho dovuto affrontare questo problema. Quindi quando io faccio l'incontro con questo viso meraviglioso, io andavo in giro in giro per Roma, in grandi manifesti. 47-48 anni io avevo e a un certo punto mi trovo davanti un manifesto gigante con una faccia meravigliosa, cioè una ragazza che è giovane, però è una che dentro c'ha una ricchezza che può avere una persona adulta, che sta guardando. Io blocco la macchina e rimango incantato e mi muovo. Perché mi muovo? Perché dietro a me si è fatta una fila enorme che suonavo io invece stavo lì a guardare. Poi ho visto, ho guardato allo specchietto e ho visto che una sequela di pugni, di braccia con i pugni contro di me, e uno era sceso dalla macchina e stava via a menarmi perché mi devo spostare. Allora piano piano, senza correre tanto, ho accelerato e sempre guardando questa casa, praticamente me ne sono andato con la fila dietro. Che è successo? È successo che il giorno dopo, sempre solita situazione, mi facevo il giretto mio, dovevo fare qualcosa e mi sono accorto che questo manifesto, cioè che Roma era pieno di questi manifesti, per cui io per qualche giorno giravo per vedere la mia bella, che oramai allora diciamo all'inizio mi sono posto il problema, ma questa chi è? E una volta sono sceso per analizzare bene, perché non c'era scritto nulla. Non è che, perché io all'inizio ho pensato ma questa deve essere una pubblicità, però non c'erano scritte. Mi sono fermato per vedere se c'era qualche scritta minuta che non si vede. Cioè, per esempio, ho cercato all'angolo la tipografia che l'aveva stampato. Sì. Di solito c'è sempre nulla, non c'era nulla. Allora io, siccome il mio amore per lei aumentava, dicevo tra me e me, non me ne frega un tubo, versione diciamo educata di quello che dicevo, di sapere chi sei. A me mi basta guardarti, fermarmi davanti a te. Cioè, ero un pazzito all'età mia su sta cosa. Un giorno che è successo? Sembra una cosa che mi sono inventata io, invece è vero. In questo delirio che c'avevo, un giorno ho imboccato, perché mi capitava, ho imboccato a Via della Conciliazione. Chi è che conosce Roma sa che cos'è, ma si conosce a livello universale. È quella grande via che sbuca a Piazza San Pietro. Sì. Ok? Poi quando comincia la piazza tu non puoi entrare con la macchina in piazza, puoi girare o a destra o a sinistra e non ti puoi fermare perché ti piombano addosso 3-4 carabinieri e se non te ne vai ti portano in caserma. Per cui stavo imboccando, a un certo punto lo sguardo mi va sul balcone da dove si affaccia il Papa quando è eletto, no? Che si presenta al mondo, quindi di solito lì in queste circostanze mettono sono fatti di tela massiccia perché sono enormi, con delle immagini e chi vedo? Io vedo la faccia che praticamente mi ha mandato fuori di testa, sta là. E io lo so che significa quando una faccia di una persona sta attaccata lì sotto a quel balcone, vuol dire che
quella è una persona che sta per essere fatta beata o addirittura santa. Ecco, e allora io mi sono dovuto, adesso mi sono andato a informare, no? E ho capito e ho conosciuto questa santa, che infatti 2 giorni dopo è stata proclamata santa, e ci stavo io in mezzo a 100.000 persone stretto, che tutte quanti a pregare, eccetera. Santa Clelia Barbieri. Sì, Santa Clelia Barbieri, che era morta 100 anni prima, e era morta a 22-23 anni. E allora io mi sono documentato, non c'erano molte cose su di lei, però non me le sono lette, e all'amore che c'avevo per lei è subentrato anche una stima, perché lei ho scoperto che faceva quello che io per anni dal 68 avevo fatto, e comunque non facevo più, però l'idea che bisognava fare così ce l'avevo ancora, che lei, che era di una famiglia abbiente, in realtà ha dedicato la sua vita all'aiuto ai disgraziati, ai poveri, andava in giro a raccogliere indumenti, roba da mangiare, le portava in giro, cioè una storia bella, che poi un seguito di ragazze si è unita a lei, no? E poi lei, che preferiva dare, se c'era una cosa da mangiare, la dava a un poveraccio, è morta. Si ha fatto la tipica morte che molti santi hanno fatto nella storia della Chiesa Cattolica, che sono morti di fame e di stenti, e è morta. No, sì. È bella, perché poi le ragazze che stavano con lei, quando dopo al funerale tornano nella casa dove stavano tutti insieme e si mettono a cantare le canzoni che Clelia insegnava a loro, no? Gli insegnava a cantare, e mentre cantavano sentono una voce. Sì. Sentono una voce e si accorgono che è la voce di Clelia, per cui tutto un tremore, la cosa, ascoltano, è Clelia, e poi perché Clelia sta con loro, come a dire, non vi ho abbandonato, che questo finale era il finale della sceneggiatura, sì, sulla storia di Clelia che avevo scritto, che finiva in questa maniera, no? Era bella. Tu volevi fare il film, ma il film non lo farai, no? Il film non lo farò perché l'articolo 28, che chi conosce la storia del cinema degli ultimi 30 anni sa che era il finanziamento che si dava per i film di valore artistico a basso costo, sì, che erano le caratteristiche che c'era il mio film, però non ero raccomandato, cioè la realtà è quella, no? In Italia così funziona. Invece un tuo amico l'ha fatto un film con l'articolo 28, ed è colui che poi ti introduce a Chi l'ha visto. Esatto. No, perché lui mi ha detto adesso il prossimo articolo 28 ci sarà fra un paio d'anni, 3 anni. Io quando sentivo 3 anni ero disperato, dicevo cazzo, devo aspettare 3 anni. Cioè però lui mi ha detto sì, appunto tu mo devi guadagnare i soldi perché c'hai una famiglia, c'hai un figlio, e perché non vieni a lavorare a Chi l'ha visto? Lui lavorava a Chi l'ha visto. Io ho detto a Chi l'ha visto, ma che me ne frega di Chi l'ha visto? Io stavo a pensare al cinema, al grande cinema che sarebbe cominciato. E invece lì inizia la tua carriera per 3 decenni, come recita il sottotitolo del libro, di sacerdote officiante della televisione del dolore. Volevo aggiungere una piccola cosa, sì, per riallacciarmi all'inizio di questo colloquio, questo evento con te, no? Sul fatto del paese dove sono nato, che ero felice, poi mi hanno messo in collegio e lì mi sono strubato e sono diventato, il fatto che ho conosciuto Pasolini, ho lavorato con lui a 23 anni e non ho fatto 20 film, cioè si fa capire che ero disturbato, che non c'avevo una tenacia, che facevo le cose d'impulso, bellissime magari, poi stavo 2 anni senza fare nulla, non ero equilibrato. Allora chi l'ha visto, io non ci volevo andare, mi veniva da piangere, però lo dovevo fare, perché tra l'altro a Chi l'ha visto si guadagnavano un mare di soldi. A me mi hanno preso subito perché gli ho detto quello che avevo fatto prima nel cinema eccetera, e mi hanno subito preso, e io ci ho messo un po' me ne volevo andare il primo giorno, che quello lo dico bene nel libro. Però che è successo? È successo che dopo un po' ho fatto un caso, 2, e dopo mi sembrava che io da sempre lavoravo là. Perché poi io ci ho pensato a lungo, e quindi io ci sono stato 30 anni, ho fatto i casi più importanti di Chi l'ha visto, ho capito che con l'aiuto di Clelia, io la notte... perché la notte prima ti compare in sogno, prima di iniziare il nuovo lavoro.
mi entra ancora di più nel cuore, perché è la prima volta che mi appare con l'aureola in testa, cioè presente le aureole quelle fatte Sì, sì. con quella diciamo con quel tipo di vetro lampadina che c'ha il neon, quel tipo lì, un neon piccolissimo, quindi bella, capito? E io ero dispiaciuto che non ero riuscito a fare il film su di lei, e lei mi dice: ma no, guarda, io sono contento, fai questa cosa che mi rassicura, no? Adesso qualcuno mi piglia per pazzo. No, No, ma allora uno sono potrebbe dire, pazzo. in realtà nel libro tu lo racconti e che io credo che qualsiasi lettore può percepire quanto sia tutto estremamente vero e vivo quello che tu racconti. Non è questione di essere pazzi, è questione di sentire la vita in un certo modo. Non si può raccontarlo a parole, va letto il libro, perché è lo stesso metodo, è lo stesso approccio che tu hai poi con le storie in cui ti imbatti in questi 30 anni di lavoro, no? Tra l'altro, Certo. il primo giorno di lavoro tu vieni mandato sulle Alpi Liguri alla caccia Esatto. dei fratelli cinghiali, che sono un inno alla libertà. Poi chi legge Esatto. verrà rapito da questa storia, perché qualunque persona ha in sé il germe della libertà, e questi due fratelli cercano di incarnarlo a modo loro per sottrarsi anche da un padrone presso cui lavoravano che era un mostro che li picchiava selvaggiamente. Scappano in cerca di libertà. Però qui c'è un'altra figura femminile che battezza il tuo primo lavoro, no? Perché tu fai un altro incontro quasi surreale, e invece perfettamente vero e vivo e credibile per chi lo legge, no? E tu lo restituisci benissimo. Perché fai un altro incontro surreale che un po' ti cancella i dubbi, no? Tu dici: ma io cosa ci faccio a chi l'ha visto? E invece lì, proprio sulle Alpi Ligure, in cerca dei fratelli cinghiali che sono scappati per la libertà, tu incontri un'altra donna che ti fa capire bene o male che quel lavoro lì è importante. Certo. Che brutto lavoro Però, che fai, ti dice lei. sì, ma lei mi fa che quello lì, insomma, poi io lo scrivo, no? Non lo scrivo apertamente, però insomma chi è che insomma legge a fondo le cose che scrive, lo capisce che cosa penso io. Poi allora io poi lo dico apertamente, perché questa donna che incontro, poi giriamo nelle vie di questa piazza, poi a un certo punto ci incontriamo. E praticamente lei mi saluta, mi dice: ah, siete voi, perché prima avevo incontrato l'operatore che va in giro con una telecamera enorme a inquadrare le montagne che ci incombono con la neve. Io ho detto: sì, stiamo facendo, vi dico quello che stiamo facendo. Lei poi non parla più, non parla, e siamo uno di fronte all'altro. Questa è vera, tutte le cose che io dico le racconto da esagitato, però sono vere. E io parlo con questa donna e gli racconto tutto. Quando finisco un argomento subito, e per tanto tempo e lei non parla e mi dice quella cosa: che brutto lavoro che fai. Io ci rimango male come uno scemo che non... Poi e lei piglia, si rigira e se ne va, e io la rincorro, però lei se ne va. Poi io ci rifletto sopra e dico: ma scusa, che brutto lavoro fai? Non è una cosa che mi sta di quanto sei coglione o quanto sei poraccio che fanno. Lei, perché dico: ma che brutto lavoro fai? Ci stanno dei lavori che sono bellissimi, ma uno li può definire brutti perché sono faticosi da fare, ci vuole impegno. Lei quello voleva dire, perché se lei avesse detto che brutto lavoro fai, è una cosa di disistima nei miei confronti. Invece io avevo un afflato d'amore per questa che mi è sfuggita, non l'ho più incontrata. Allora e ho cominciato a cambiare idea, e mi ha dato la forza per fare questo primo servizio e poi tutti gli altri. E allora ogni tanto, quando ci ripensavo, dicevo: oh, ma chi era quella? Poi ho pure chiesto lì al paese, gli ho chiesto: senti, ma la signora che era così, mi guardavano tutti come se io fossi pazzo. Ho detto: Dio, quella o è la fata dei boschi,
che mi è venuta a aiutare perché io stavo male, me ne volevo tornare a Roma, non volevo fare questo lavoro, o è Clelia che si è travestita. Sì. Io ho pensato, non l'ho detto a nessuno, me lo sono tenuto per me, perché così l'ho vissuta io, questa situazione. Allora, la storia dei fratelli Kacin è bellissima e occupa molte pagine del tuo libro, ma un'altra presenza molto forte, ne abbiamo accennato prima, è quella di Signora Morte, no? Con la morte tu c'hai a che fare e c'è un capitolo, il capitolo 24, bellissimo, non dico niente perché va letto, nel quale tu, bambino, fai esperienza con tuo papà della morte, ma come si faceva una volta nei paesi, come qualcosa di estremamente legato alla vita. Non dico niente perché lo lascio leggere a chi comprerà il libro. Ma un altro E capitolo. quindi non ne parlo manco io. Ecco, no, se non vuoi No. non ne parli, se vuoi dici quello che No, vuoi, Gianlorenzo. io voglio, però non voglio rovinare. Sì, no, allora dico Sì, l'essenza, no? Per sì. far capire che tipo di rapporto c'aveva la gente del mio paese da quando era piccola questa gente, da quando avevo 5-6 anni. Premetto, prima di raccontare quell'episodio, premetto che quando moriva una persona, di solito erano quasi sempre persone anziane, si diffondeva la voce in tutto il paese e quello diventava un momento importante per il paese. Collettivo, comune. E andavano tutti quanti nella casa con il letto con il moribondo e era pieno di persone. E fino ai bambini poi scomitavano e si mettevano in prima fila. Io l'ho fatto tantissime volte questa cosa, un paio di volte è morto davanti il morituro, no? Perché quelli erano anziani e li stavano morendo. Voglio dire, il racconto che faccio è che una volta io sono caduto giocando, mi sono fatto male, piangevo, mi lavo sotto il ginocchio, per farmi stare buono, mio papà mi ha detto, non piangi, adesso dimentichiamo e poi sai come ti porta oggi, tutto. Adesso andiamo al cimitero, dove aprono la tomba di zio Angelino. Cioè, andiamo, e io quando mi ha detto questa cosa mi è venuta la vibrazione, però io ero quello che andava ad assistere alla morte, per cui che cosa era la morte io la percepivo, però era familiare, cioè io andavo là e mi sono tranquillizzato, ho detto di là, io stiamo andando al cimitero, vado avanti. No, non vai avanti perché abbiamo 3 minuti scarsi purtroppo e io lascio il piacere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di leggersi anche questo capitolo 24 dove tu racconti di cosa succede poi. Ma a proposito di morte, io non posso fare a meno di citare anche un altro passaggio importante del libro, anzi sono più capitoli dediti al morto di Gesù. Qui compare anche, tu fai una visita all'obitorio dell'ospedale San Martino, il più grande d'Europa, ma compare anche una figura straordinaria, quella di Domenico Colella. Anche questo io lo cito solo rapidamente perché mi rendo conto che sono pochissimi minuti. Però tu racconti di questo obitorio e di questa persona in modo veramente straordinario, perché lì si capisce come la morte e la vita siano veramente inestricabilmente legate. E anche il racconto di queste cose è un racconto di vita, non di morte, perché alla fine chi legge questa storia se ne va con una ricchezza che è vitale, non c'è niente di lugubre e di mortale, no? Sì, certo. Guarda, io dico solo una cosa per non raccontare, perché poi il lettore se lo legge. Il titolo del mio libro, sì, io l'ho visto, che è un titolo che si potrebbe, che ovviamente si riferisce a chi l'ha vista, no? Non c'è bisogno di spiegare, di dire nulla, di dire io ho scritto questo titolo perché ho fatto detto che ho spiegato. Però questo titolo in particolare che si riferisce all'attività, al modo di ho affrontato la vita, in particolare qua questo si rivolge esattamente a Colella. Quindi io l'ho visto, poi lo dirò nel testo, io l'ho visto un personaggio come Colella, un personaggio così, descrivo un personaggio che poi è il protagonista della storia che appena finita, è Domenico Colella. Io con tutto quello che dico adesso non
è il custode, diciamo così, dell'obitorio, che è una persona straordinaria. Io veramente non aggiungo niente, perché voi leggete il libro e capite cos'è e perché, diciamo, Gian Loreto lo racconta con grandissimo rispetto, perché è lo stesso rispetto che Colella ha per i suoi libri, anche quelli che non hanno nome, anche quelli che sono sconosciuti, che sono lì da tanti anni e giacciono all'editorio. È straordinario quello che tu racconti e come lo racconti a questo proposito, così come, lasciami chiudere questa conversazione, tra l'altro, proprio facciamo un piccolo riferimento all'attualità, perché mi stanno dando dei piccoli ragguagli dal palazzaccio di Roma alla Corte di Cassazione. Stamattina si decide un altro caso del quale tu hai parlato per primo tra i grandi organi di informazione a livello nazionale, che è la vicenda della strage di Biella. Ci avevamo lavorato anche assieme tanto tempo fa. Ne parleremo un'altra volta, ma oggi la Cassazione decide sul ricorso presentato dagli avvocati contro il no alla revisione del processo che è stato Guarda, io pronunciato sono pessimista, però Sì, volesse il Padre Eterno che mi sbaglio. anch'io, Però sono anch'io. pessimista. Però aggiungo che dovranno passare anni, io magari non ci sarò più, però poi questa storia diventerà chiara per tutti come è stata chiara per me Sì, dall'inizio, sì. e pure per te. Tu l'hai Dico raccontata solo sì, esatto, proprio così. Non posso fare a meno di citare, per chiudere la nostra conversazione, Gian Loreto, lo ricordo, il libro si intitola Sì, io l'ho visto, Armando Editore, Gian Loreto Carbone l'autore. Non posso non citare Il mostro del quadrato e Il vino Gargiulo, che occupa anch'egli larga parte del libro, una buona parte del libro, però qui veramente non è possibile dire nulla se non lasciare la parola a te per chiudere. C'è anche Totò Riina che alla fine arriva al ragione, proprio nell'aula del processo al mostro del quadrato che tu seguirai. Pino Gargiulo non si può riassumere, perché è un criminale, è un pervertito di dimensioni mai viste, ma è anche un personaggio che ti strega, del quale tu decidi di innamorare, no? no, io non mi sono innamorato, non è che ho corso vizio e poi ci sono caduto dentro, perché io affrontavo i casi, che erano tutti casi micidiali, casi pieni di personaggi abominevoli, però erano uomini, e allora io affrontavo queste persone come esseri umani. E lì c'era un mio amico che diceva: ma guarda che ci sono gli scudi protettivi che noi dobbiamo usare per fare certe storie, se no sono cavoli. E io gli dicevo che gli scudi protettivi sono pericolosi, perché se tu devi raccontare una storia dura con personaggi tuo, tipo i tragedi di Principe, Tullio Principe, era un Sì, personaggio tremendo. Se tu usi gli scudi protettivi, tu ti dipendi dalla storia, e non la puoi approfondire. Io sento che ho la forza per affrontarli questi qua, e affrontarli come uomini come me, che per una serie di circostanze sono diventati anche dei mostri. Quindi così io l'ho affrontato e ho pagato questa cosa, sì, l'ho sì, sì, pagata. lo chiarisci bene nel libro. Allora, Gian Loreto, dobbiamo salutarci. Io ti ringrazio, raccomando veramente la lettura di questo bellissimo libro. Sì, io l'ho visto, Armando Editore, Gian Loreto. Magari poi ci Volevo, risentiamo. volevo chiedere una cosa, la Dimmi. prossima volta che facciamo una cosa così, Eh. per favore cerca di trovare 6 ore di Sì, disponibilità sì, sì, hai ragione. veramente. Io mi sono reso conto di questo. È impossibile parlare di un libro così ricco. Ogni pagina ti lascia qualcosa. Ma ne riparliamo, dai, ci risentiamo. Va bene, grazie, Grazie a grazie a Gian tutti. Loreto Carbone. Sì, io l'ho visto. Armando Editore. Avete ascoltato Auto da Fè.